spero che voi possiate accogliere la mia presenza oggi come un riconoscimento e un omaggio sincero e convinto che io rivolgo a voi tutti, alla vostra terra, a quello che avete creato e state creando. Voglio mettere in evidenza come qui a Vicenza e come qui in altre province venete voi abbiate dimostrato che non è vero che state ad aspettare l'aiuto dello Stato. E non chiedete ma fate. L'essenziale è che la divisione non ci impedisca di operare insieme, di costruire insieme e di fare dell'Italia un protagonista anche del secolo così difficile che si è aperto. Grazie a tutti voi. Non possiamo stare tranquilli e soddisfatti per la condizione dei giovani in Italia, è il problema più serio che abbiamo. Voglio aggiungere che poi per Venezia, per questa città impareggiabile, scossa nelle sue rappresentanze pubbliche da vicende recenti, inquietanti e penose, la Biennale costituisce un decisivo pilastro istituzionale, trasparente e vitale.